Il violento fortunale della serata di domenica 28 luglio ha lasciato un segno pesante anche in provincia di Gorizia, in particolare lungo il Collio e il Preval. Alberi abbattuti in pieno centro a Gradisca di Sonzo, caduti sulla sede stradale, ma anche sulle auto in sosta, senza provocare per fortuna feriti all'altezza del parcheggio di fronte alla fortezza. Volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco giunti dal Comando Provinciale di Gorizia per la rimozione e messa in sicurezza lungo viale Trieste, dalla rotatoria con via Gorizia fino all'altezza del semaforo di fronte al teatro e lungo la strada regionale 305, poco distante dal Cara. Allagamenti segnalati a Cormons, la grandine ha flagellato la zona del Coglio e Preval nell'area inclusa tra i comuni di Cormons, Capriva, Mossa, San Lorenzo e Farra. Dalle prime luci dell'alba partiti i controlli per capire i danni provocati, come ci spiega Daniele Sergon, sindaco di Capriva, raggiunto da noi telefonicamente. Abbiamo avuto la caduta di un paio di alberi e o rami di grandi dimensioni che abbiamo gestito con il squadra comunale di protezione civile già ieri sera. Quello più rognoso, un albero nel Camposanto in cimitero, è il classico, è venuto giù. La più grossa preoccupazione, chiaramente, essendo sul Coglio, per i vigneti, e quindi so che adesso i vignaioli stanno più che altro controllando l'intera loro proprietà, perché sicuramente in alcune fasce la grandine ha colpito in maniera pesante.